Voglio chiedere una cosa alla politica, senza retorica. Cosa state facendo? Sono queste le parole di Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Padova, all'indomani del nuovo suicidio di una studentessa universitaria. Un interrogativo che sollecita la risposta di Rachele Scarpa, la più giovane deputata in Parlamento, eletta alla Camera dei Deputati nel collegio di Treviso e Venezia, nella lista del Partito Democratico. Ha ragione Emma Ruzzon, dice Scarpa, che in seguito alla morte di un'altra studentessa per ragioni legate al percorso di studi rilancia con forza la necessità di occuparsi del benessere psicologico delle persone. Così la giovane deputata trevigiana del Partito Democratico. L'appello del mondo giovanile e studentesco va ascoltato, non possiamo più commentare una tragedia dietro l'altra, dobbiamo darci una strategia per cominciare a prevenire e a promuovere il benessere psicologico nei luoghi di istruzione e non solo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 6 marzo 2023, la prima notizia del giorno riguarda i suicidi in università e la questione del benessere psicologico. Per la promozione della salute mentale, dice sempre Rachele Scarpa del Partito Democratico, il 7 marzo si riunirà per la prima volta l'intergruppo parlamentare da me promosso per la tutela del benessere psicologico. Auspico che sia una prima occasione per affrontare senza partigianerie il tema e trovare delle risposte concrete con cui dare ascolto al grido dei giovani. Serve l'impegno, aggiunge l'esponente del Partito Democratico, e la responsabilità di tutte le forze politiche, altrimenti avrà ragione Emma, che in un'altra occasione ci ha provocati dicendo: una politica che non si occupa di queste cose è una politica che non ci serve. Insomma, questo il dibattito sul tema della salute mentale dopo l'ennesimo suicidio di una studentessa universitaria nei giorni scorsi. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Sulle pagine del Gazzettino un articolo dedicato ai congressi della Lega. Vicenza sta con Marcato, si chiudono quindi le sessioni provinciali dei congressi. Eletto Frison a Vicenza per acclamazione, nuovo segretario della Lega Berica. E chiudendosi la fase congressuale a livello provinciale, la fase successiva sarà quella regionale, quindi resa dei conti tra Roberto Marcato, assessore regionale della giunta Zaia, e Alberto Stefani, deputato e attualmente commissario regionale della Lega, fedelissimo di Salvini. L'assessore Marcato prova a recuperare Padova, leggiamo sul Gazzettino, e Verona, dove è in vantaggio invece attualmente il deputato Stefani. In attesa di certezze sulla data resta l'incognita Manzato, voluto da Gobbo dopo la vittoria di Coin a Treviso. Insomma, una serie di nomi, pedine che si muovono sullo scacchiere del Veneto, della Lega Veneta. Un congresso appunto lunghissimo ormai, che sta durando da mesi, quello della Lega in Veneto. Il commento di Matteo Salvini: orgoglioso di un partito vivo, vero e sempre a fianco dei cittadini e dei territori. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi, dove leggiamo: Lega, la tregua di Vicenza, chiude la fase 1, Frisone eletto nuovo segretario provinciale. Ultimo step dei congressi territoriali prima della sfida regionale. Pretto, Ciambetti e Lanzarin sostengono il leghista. Pretto deputato della Lega, Ciambetti presidente del Consiglio regionale del Veneto e Emanuela Lanzarin assessora alla sanità. Naturalmente tutti leghisti sostenevano appunto il candidato Denis Frison. Quindi occhi puntati sul congresso regionale invece, dove Roberto Marcato proverà a mettere in discussione la leadership salviniana del partito, ma non c'è ancora una data, che probabilmente sarà dopo le elezioni amministrative di metà maggio. Voltiamo pagina. Di nuovo sui quotidiani del gruppo Gedi, un'inchiesta della Guardia di Finanza che ha scoperto una banca clandestina. Siamo a Padova.
la filiale fantasma per evasori e riciclaggio. Padova, snodo dei soldi in nero per la Cina. L'indagine Via della Seta sul traffico di rifiuti ferrosi e quella della truffa Gaiatto portano a un negozio di abbigliamento. Per gli inquirenti, all'interno del centro ingrosso Cina c'è una delle sedi dell'istituto di credito cinese che muove miliardi. Insomma, leggiamo l'inizio dell'articolo di Cristina Genesin sulle pagine appunto dei quotidiani del gruppo Gedi. Padova, un negozio in uno dei padiglioni più interni del centro ingrosso Cina in corso Stati Uniti, che fino a qualche mese fa era denominato Pierre Moni e ora ha cambiato nome. Ecco uno degli sportelli della China Underground Bank, la banca segreta cinese con uffici in varie città della penisola, capace di movimentare miliardi di euro verso il paese asiatico e, sospettano le autorità italiane, di offrire servizi particolari a clienti danarosi, come operazioni di riciclaggio per narcotrafficanti o mafiosi, per evasori fiscali o truffatori di alto rango, oltre che per i cittadini, che per i cinesi attivi nel nostro paese con attività in nero o fuori di ogni regola. Una banca segreta che di fatto sosterrebbe l'economia illegale cinese destinata a proliferare in Italia, trasferendo soldi sporchi nelle banche di Stato del gigante asiatico, il tutto senza lasciare traccia e al costo di una provvigione fra il 2 e il 5% del denaro trasferito. È quanto emerge da un'inchiesta pubblicata dal quotidiano La Repubblica e dalle analisi di alcuni documenti recenti, come l'ultima relazione firmata per il Veneto dal generale della Guardia di Finanza Buratti, già comandante dell'area Triveneto delle Fiamme Gialle fino alla scorsa estate. Insomma, una serie di documenti che descrivono questa situazione, questa dimensione preoccupante dell'economia sommersa nella nostra regione, in particolare a Padova, uno degli snodi di questa banca clandestina in collegamento con la Cina. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia flash che troviamo sulle pagine del Gazzettino. Siamo a Mirano, in provincia di Venezia. Alza in volo il suo drone e rintraccia cani e gatti. È diventato il mio lavoro, dice Nicolò Simoni, che racconta la sua storia. Un giovane di Mirano, nel veneziano, ha trasformato la sua passione in un'attività imprenditoriale. Tutto è nato per caso, vedendo un post su un animale sparito. Grazie ai droni, appunto Nicolò Simoni l'ha trovato subito. 7 cani su 10 tra quelli che sono dispersi vengono ritrovati dalla sua agenzia. Un tasso di successo quindi elevatissimo. È la prima agenzia di questo tipo. Ogni giorno ricevo 2-3 chiamate da tutta Italia. Collaboro anche con la protezione civile, racconta il trentenne originario di Campodarsego. Per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.